Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie dalla nostra regione, staremo insieme come sempre il sabato fino alle 13. C'è la cronaca, tante novità da questa mattina da tutte le nostre redazioni. L'attualità, c'è tempo anche per la cultura, gli approfondimenti di tutto quello che riguarda il Veneto. Partiamo oggi in modo un po' diverso dal solito dall'attualità, perché si fa sempre più pesante la situazione legata all'esplosione dei costi dell'energia, delle materie prime, delle bollette per le aziende, le imprese, ovviamente sappiamo anche per le famiglie. È un problema che riguarda addirittura i comuni, che si trovano proprio in questo periodo alle prese con un dilemma piuttosto forte. Fare le luminarie a Natale, magari aiutando, abbellendo i centri delle città, delle cittadine, dei paesi del Veneto, invitando le persone a frequentarli per le feste, per aiutare anche un po' il commercio, oppure risparmiare i soldi delle luminarie per darli magari alle famiglie, tenendo solo l'albero o poco più. Lo stiamo chiedendo un po' a tutti i sindaci dei vari comprensori, e insomma ne viene fuori un quadro piuttosto interessante che vedremo poi nel corso della nostra informazione anche questa sera nel TG Bassano, nei prossimi telegiornali. Dicevamo, problema enorme per i bar, i locali pubblici. A Padova addirittura si è arrivati alla creazione di una sorta di protocollo, una specie di protocollo che permette di arrivare a una sospensione dell'attività senza chiudere, senza avere i problemi poi legati alla riapertura o comunque a uno stop a tempo indeterminato delle attività. Vediamo. Il caro energia e la conseguente crisi per bar e ristoranti ha spinto l'Appe a stilare un vademecum per aiutare gli imprenditori ad evitare la chiusura definitiva delle attività e trasformarla in una sospensione temporanea, dagli aspetti fiscali a quelli amministrativi e previdenziali, per scongiurare il fermo delle aziende. L'esercente ha uno strumento per poter valutare prima di chiudere definitivamente l'attività se sia il caso, magari per 1, 2 o più, qualche mese, di sospenderla, quindi congelarla, in attesa magari di tempi migliori e poterla quindi riattivare. Per questo abbiamo redatto questo vademecum. Sono molti pubblici esercizi che hanno chiesto aiuto ai rappresentanti di categoria per trovare una soluzione che possa scongiurare l'abbassamento delle serrande definitivo e per salvaguardare l'occupazione. C'è la cassa integrazione, che però non è la cassa integrazione semplificata che operava in tempi Covid, adesso è una cassa integrazione di tipo ordinario, quindi c'è tutta una procedura piuttosto complicata da rispettare, quindi con il coinvolgimento delle parti sindacali, dell'INPS e la dimostrazione della intanto crisi d'impresa e poi della possibilità di riavviare l'attività, e quindi per quanto riguarda la cassa integrazione il percorso è un po' a ostacoli. Comunque abbiamo voluto mettere a disposizione questo strumento in più per l'esercente per valutare appunto il da farsi in questo periodo complicatissimo. Periodo complicatissimo, capite bene anche voi che se alcuni locali, alcune attività sono costrette a pensare a una sospensione, una sorta di letargo, ibernazione, chiamatelo come volete, piuttosto che la chiusura definitiva, vuol dire che la faccenda è davvero piuttosto grave. Ce lo conferma questa intervista, questo servizio adesso dalla Marca trevigiana, con le bollette raddoppiate, addirittura triplicate per un ristoratore. Abbiamo eliminato qualche articolo e abbiamo ottimizzato questo spazio, non viene più utilizzato e questo frigo è stato spento, quindi l'abbiamo lasciato lì proprio perché le persone si devono rendere conto che effettivamente, guardando anche i nostri numeri, la situazione che si è creata. E fare delle scelte sulla riduzione dei consumi sembra l'unica soluzione possibile. Conti alla mano, in un anno Luca, il titolare della trattoria Canareggio, ha visto triplicare il costo di luce e gas nelle bollette di luglio ed agosto, da circa 5.000 euro a quasi 15.000, e per far fronte all'inverno e ai costi dell'energia che continuano a salire, le possibilità restano altri investimenti che riducano i consumi. È una situazione molto pesante perché va a colpire soprattutto il comparto della ristorazione, degli alberghi, e soprattutto chi non ha la possibilità. Nel nostro caso fortunatamente abbiamo già ordinato un fotovoltaico, per cui entro 3-4 mesi lo installeremo nel nostro tetto, però il fotovoltaico risolve il problema solo al 30%, perché lavora nel momento in cui c'è il sole. Nelle altre ore comunque
noi dovremmo scontrarci con questa problematica. Non solo, nel locale i titolari sono intervenuti anche nell'illuminazione convertendo tutto in LED, misure che cercano di arginare il problema ma che non tutti riescono ad affrontare. Nel mio caso io ho calcolato che avremo una perdita di circa 40.000 euro nella nostra situazione. Se aggiungiamo poi l'intervento per il risparmio energetico, quindi solare, fotovoltaico, sistemazione del tetto, posso dirle tranquillamente che arriveremo ad affrontare una spesa di circa 100.000 euro. Il timore principale resta il rischio della diminuzione dei clienti colpiti anche loro dall'attuale situazione. Cercheremo il più possibile di non andare nelle tasche dei nostri clienti. Una situazione drammatica che, se perdurerà ancora a lungo, porterà alla chiusura di molti locali. Parallelamente ai costi dell'energia, delle bollette del gas, della corrente letteralmente esplose, si sta notando da qualche tempo una risalita anche dei prezzi dei carburanti, con il diesel che ormai stabilmente è sopra la benzina. Anche questa mattina c'è stato un ulteriore ricaro rispetto a ieri, e c'è chi teme di rivedere i carburanti sopra quota 2, come abbiamo visto solo pochi mesi fa, e che in questo momento per tanti comparti come quello del trasporto, oltre che per i movimenti delle famiglie, sarebbero veramente devastanti. Perché il gasolio ha raggiunto e superato il prezzo della benzina verde? Ma sicuramente era un problema che ci eravamo posti ancora qualche tempo fa. La richiesta del gasolio è molto elevata, quindi il mercato richiede gasolio e in automatico c'è l'aumento del gasolio e la diminuzione della benzina. Noi guardiamo anche quello che succede a livello di vendite di auto e soprattutto di autotrasportatori. Il gasolio è molto richiesto, quindi normalmente quando un prodotto viene richiesto c'è richiesta e c'è l'aumento del prezzo. La reazione di autotrasportatori, di piccoli magari padroncini davanti a questo aumento, rassegnati suppongo? Sicuramente rassegnati, molto preoccupati, perché noi sappiamo benissimo che un autotrasportatore, un autoarticolato come questo fa 800, 900, 1000 euro di gasolio con dei consumi molto elevati, quindi anche i costi, dopo questo ci ripercuote anche per i costi finali delle materie prime. E non ci sono alternative? Purtroppo no. Abbiamo ancora lo sconto sulle accise che sicuramente spero venga rinnovato fino a fine anno. Ripeto, secondo me questo deve essere uno sconto, una diminuzione delle accise strutturato e non solo spot come è stato fatto adesso, è rimandato di mese in mese per capire se ci sono le possibilità di riproporlo. Intanto, giovedì 20 ottobre i benzinai Esso del Veneto terranno chiuso. Lo sciopero è motivato dal mancato rinnovo del contratto fermo da 2 anni. Problemi ovunque, davvero una situazione, quella legata ai costi, alle spese, ormai ingestibile per tantissime aziende, tantissime famiglie. Torniamo a parlare però di imprese. A causa dei rincari dell'energia nel Milanese rischia di chiudere un'azienda su 3. Nel nostro territorio rischia di chiudere un'impresa su 3 per quanto riguarda sia il legno sia il manifatturiero, e stiamo parlando di un comparto che per quanto riguarda le imprese artigiane, le falegnamerie, conta circa 225 addetti distribuiti su 67 sedi, quasi più di un quinto dell'intera provincia, quasi il 23% se guardiamo gli addetti e il 22% se guardiamo il numero delle aziende. È un grido d'allarme molto preoccupato quello che arriva dalle imprese artigiane nel Milanese attraverso le parole del funzionario dell'associazione di categoria Andrea Dal Corso. I costi dell'energia nei primi 2 trimestri del 2022 hanno messo in ginocchio le aziende. L'ulteriore drammatico aumento, previsto nella seconda metà dell'anno, rischia così di diventare il colpo di grazia definitivo che potrebbe costringere un'impresa su 3 a chiudere i battenti, una situazione ormai insostenibile. I primi a soffrire sono il comparto della falegnameria e il settore manufatturiero. Le aziende del manifatturiero sono circa 300 per un totale di più di 2.400 addetti. Si tratta di imprese, famiglie, di un patrimonio produttivo e di persone che rischiano di trovarsi fuori dal mercato del lavoro. I rincari sono impossibili da sostenere per lungo tempo. Abbiamo visto che gli aumenti medi per quanto riguarda le imprese del legno sono di circa 248%, mentre per il manifatturiero sfiorano il 280%. Con queste premesse risulta quasi indispensabile che le categorie economiche, il mondo produttivo e quello del volontariato, del sociale si avvicinino ulteriormente. Sentiamo questa intervista.
È importante in questo momento essere insieme, sempre più insieme, il mondo imprenditoriale, il mondo del sociale, collaborare proprio per non lasciare indietro nessuno e per costruire una città inclusiva in questo momento storico che è particolarmente delicato. Invitata alla convention degli industriali di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo, la Fondazione Nervo Pasini sostiene la gestione delle cucine economiche popolari, una realtà diocesana che prepara quasi 77.000 pasti all'anno e offre 1.350 visite mediche. 140 anni di esperienza di un'impresa che è radicata nel territorio, un patrimonio della città, di tutta la comunità, che ha affrontato tante crisi, perché in 140 anni abbiamo affrontato le guerre, abbiamo affrontato la pandemia, abbiamo affrontato la crisi del 2018 e adesso bisogna insieme prepararci anche ad affrontare questo tempo che è importante ma anche molto complesso, difficile per quello che stiamo vedendo soprattutto per le famiglie e le conseguenze energetiche. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina dell'attualità, se così possiamo chiamarla, perché molto spesso sconfina nella cronaca drammatica di bollette che le famiglie non riescono a pagare, di esplosione dei costi dell'energia. Abbiamo sentito anche il gasolio comincia a costare sempre di più, c'è una crescita nella pompa di benzina proprio delle ultime ore, però secondo gli imprenditori serve ottimismo e serve soprattutto un'altra cosa. Sentiamo. Tra gli tsunami dell'economia, tra le onde alte della crisi energetica, i terremoti delle speculazioni finanziarie, nella stagione dei cattivi pensieri, delle bollette che stritolano i conti, della burocrazia che immobilizza le prospettive. Ed è qui che parte l'assemblea del mandamento Ovest Vicentino di Apindustria Confimi. Parola d'ordine: ottimismo, perché l'ottimismo è il sale del fare impresa. Il messaggio che diamo da questa platea è di essere ottimisti. L'imprenditore, se non è ottimista, trova molte difficoltà per mandare avanti la propria azienda. Il pessimismo non ha mai portato da nessuna parte. Da questa assemblea, organizzata a Gambellara, in uno dei grandi poli logistici italiani, parte un messaggio forte e chiaro al futuro governo. Noi, nuovo governo, lanciamo il messaggio che abbiamo già dato in campagna elettorale, cioè quello di procedere velocemente a una riforma fiscale, abbassando le aliquote e sburocratizzando tutti i processi per permettere una vita più dignitosa, lasciare le risorse alle aziende per essere investite e superare anche questo momento di crisi. Pensieri e parole degli imprenditori vicentini. Le attività produttive devono riaccendere i motori dell'economia e la scintilla può essere la riforma evocata, rilanciata, rivendicata dell'autonomia. Noi abbiamo bisogno di avere delle strutture, infrastrutture diverse per poter produrre meglio. L'autonomia è un processo che a cascata si porta dietro la risoluzione di tanti altri problemi. L'economia si aiuta anche, secondo alcune teorie, con una diversificazione magari della proposta e con un innalzamento della qualità della proposta anche turistica per chi arriva nelle nostre città. C'è un nuovo regolamento che supera l'antipacottiglia a Venezia. Sentiamo. Dopo il provvedimento antipacottiglia, il Comune mette in campo un'altra azione per garantire il decoro in città. L'assessore al commercio ha presentato il regolamento per il commercio su aree pubbliche varato dalla Giunta Comunale. Dopo l'antipacottiglia che colpiva i negozi, trattava i negozi, adesso trattiamo tutto quello che è commercio su suolo pubblico, quindi dai mercati appunto nella terraferma e sia appunto i souvenir nella città insulare. Il testo dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale dopo la discussione nelle commissioni competenti e la condivisione con le categorie e gli ordini professionali coinvolti. Il nuovo provvedimento punta a inasprire le misure con azioni più severe nei confronti di chi, pur avendo un titolo concessorio per svolgere la propria attività commerciale su suolo pubblico, non rispetti le regole. Oltre a questo abbiamo fatto un'altra operazione importantissima che forse appunto è tra le prime in Italia, se non la prima. Nell'atto notarile, nella cessione di azienda, dovranno scrivere i notai
tutte le pendenze con l'amministrazione, quindi chi prenderà la nuova gestione nel registro d'impresa si vedrà tutte le pendenze con l'amministrazione, quindi multe, mancanze, chiusure. Questo per evitare il cosiddetto fenomeno dell'aprichiudi, per evadere le tasse e le sanzioni comminate dall'amministrazione. L'obiettivo è quello di far entrare in vigore il regolamento nel più breve tempo possibile. Voltiamo pagina, chiudiamo il capitolo dell'attualità, pronti come sempre a riaprirlo, dovessero arrivare importanti notizie riguardanti il mondo economico, produttivo, soprattutto in merito all'esplosione delle bollette, i costi delle materie prime, l'energia, il gas, il gasolio e tutto quello che abbiamo visto finora. Entriamo nella pagina della cronaca che come sempre è piuttosto corposa, però inizia con una buona notizia perché è stata ritrovata infreddolita ma viva la donna di cui si erano perse le tracce nel Vicentino. Brendola, l'anziana signora di 77 anni che non aveva fatto ritorno a casa dopo un'escursione nei boschi a caccia di funghi, è stata finalmente ritrovata sana e salva. Una squadra dei vigili del fuoco e del personale del soccorso alpino l'ha trovata infreddolita ma cosciente, in fondo ad un dirupo. La donna, che si era diretta in località Sprea, a Badia Calaverna, nel percorrere i pendii lungo il canalone, avrebbe smarrito il sentiero e senza riferimenti noti non è più riuscita a trovare la via del ritorno. Immediato l'allarme lanciato dai familiari che non hanno visto rientrare la pensionata a casa. Scattata la macchina dei soccorsi a cui hanno preso parte il nucleo cinofili, il reparto volo, gli operatori TAS topografia applicata al soccorso, numerosi volontari, gli operatori SAPR dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Impiegato anche un elicottero per agevolare le ricerche a terra vista la fitta vegetazione presente nella zona, coordinato personalmente dal comandante dei Vigili del Fuoco di Verona, Luigi Giudice. Stiamo nella pagina della cronaca perché durante un'escursione per andare a Funghi un uomo ha trovato nei pressi di Mogliano, in provincia di Treviso, il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. Si tratta di una zona poco battuta a ridosso del fiume Dese. Il ritrovamento è avvenuto qualche giorno fa ma è stato reso noto solo nelle ultime ore dalle forze dell'ordine. Impossibile al momento capire di chi si possa trattare. Gli investigatori stanno lavorando sugli indumenti che sono da donna, sono consunti sulle sembianze del corpo umano che ormai è quasi scheletrico. Per i carabinieri la prima pista da seguire è quella legata al mondo della prostituzione. Il luogo del ritrovamento è noto da tempo per essere un nascondiglio per le persone in difficoltà che vivono in quella zona. Allora, andiamo avanti. Poi ci arriveranno altre novità, ve le daremo qui durante il nostro telegiornale. Qui invece si sa che cosa è successo, è una rapina per delle sedie da campeggio. Hanno raggiunto una piazzola per campeggiatori a Borso del Grappa ed hanno tentato di rubare 2 sedie da campeggio ad un turista tedesco. L'uomo ha sorpreso la coppia mentre stava caricando le 2 sedie sul proprio mezzo ed ha reagito, ma i 2 per guadagnare la fuga lo hanno minacciato con un coltello. Si sono quindi allontanati a bordo di un veicolo senza asportare nulla. Immediata però la denuncia ai carabinieri. Grazie alla descrizione fornita e ai successivi approfondimenti sul mezzo utilizzato per la fuga da parte dei carabinieri della stazione di Pieve del Grappa, i militari hanno identificato i presunti responsabili del gesto. Si tratta di un 54enne e di un 51enne residenti nel Vicentino, già noti alle forze dell'ordine. I 2 devono rispondere dell'accusa di rapina impropria. La loro posizione sarà vagliata dall'autorità giudiziaria. Una notizia che ci arriva anche questa poco fa, stava eseguendo dei lavori di tenteggiatura quando è precipitato nel vano dell'ascensore ad un'altezza di 8 metri. Il fortunio è avvenuto ieri all'interno di una palazzina a Castelfranco Veneto. Grave un operaio 36enne residente a Salerno. L'uomo è stato subito soccorso, prima portato all'ospedale Castellano, poi al Cafoncello dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sull'incidente indagano gli uomini dello Spisal dell'ULSS 2. Torniamo a Vicenza per un arresto. Torino. È un vicentino residente in provincia il 35enne arrestato assieme ad un campano di 27 anni con accuse gravissime: violenza sessuale su minore, pornografia minorile aggravata e detenzione di ingente materiale pedopornografico. I carabinieri della compagnia Mirafiori avevano avviato una complessa indagine un anno fa a seguito di una denuncia presentata dalla madre di una bimba di 9 anni e di suo fratello di 6.
La donna aveva scoperto nel cellulare della figlia video e immagini raccapriccianti e conversazioni inequivocabili. Immediate le perquisizioni in tutta Italia, risalendo così con l'indagine la catena dei contatti a ritroso. La figlia era stata agganciata in una chat di un gioco online da una persona che si era finta una donna. Le conversazioni poi si erano spostate su altre piattaforme di messaggistica con la richiesta esplicita di realizzare video intimi in compagnia del fratello. Gli orchi erano riusciti a conquistare la fiducia dei minori con numerosi complimenti e rassicurazioni. A dicembre la scoperta delle forze dell'ordine nel cellulare di uno dei due indagati della presenza delle stesse immagini con altro materiale pedopornografico. L'indagine è stata quindi estesa all'intero territorio nazionale con una decina di perquisizioni e con il sequestro di svariati dispositivi elettronici. Oggi è stato disposto l'arresto dei due uomini. Sempre nel Vicentino è stato identificato e arrestato l'autore di una rapina. Un uomo di 49 anni, vicentino, ieri pomeriggio è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Vicenza e portato in carcere. Sarebbe stato identificato come l'autore della rapina ai danni di un negozio di compro oro di Viale San Felice e Fortunato avvenuto il 24 maggio scorso. Un'azione fulminea. In quella occasione un uomo con il volto travisato da un casco da motociclista aveva fatto irruzione nell'esercizio pubblico e brandendo una pistola semiautomatica aveva minacciato la commessa in lavoro al negozio. Era riuscito quindi a dispossessarsi di alcune decine di grammi d'oro e 700 euro in contanti, guadagnando immediatamente poi la fuga per le vie del centro cittadino facendo perdere le proprie tracce. Immediate però contestualmente l'avvio delle indagini sul grave episodio coordinate dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Vicenza. La raccolta dei numerosi indizi e la verifica dei necessari riscontri hanno portato via via gli agenti a stringere il cerchio dei possibili indiziati. La stretta finale nell'ultima settimana, quando gli agenti hanno eseguito una serie di perquisizioni nei locali e nei diversi luoghi nella disponibilità del 49enne, che risulta già gravato di numerosi precedenti penali di polizia per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio. Numerosi gli elementi indiziari ritrovati che avrebbero confermato gli agenti di essere sulla pista giusta. In particolare i poliziotti avrebbero rinvenuto il casco indossato per compiere la rapina e immortalato dalle telecamere presenti nel compro-oro. Ora noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, torniamo fra pochissimo, state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, ha destato grandissimo scalpore l'omicidio avvenuto durante una rissa a Treviso. Passato il tempo delle prime ipotesi, delle indagini, adesso è anche il momento di fare il punto sulla situazione della sicurezza. Alla luce di quello che voi stessi avete scritto, di quello che sono in questo momento le risultanze, credo che sia un fatto isolato, riconducibile soltanto a quelle persone lì. Un evento criminale maturato all'interno di una cerchia grave ma ancora circoscrivibile. Così il prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, torna sull'assassinio del 52enne kosovaro Rajip Kolgeci in zona Fiera per opera di due connazionali già fermati da squadra mobile, procura con l'accusa di omicidio volontario. No, non è un episodio che può cambiare la sicurezza di una città. I dati della criminalità noi li avevamo anche illustrati nel corso di un comitato di sicurezza pubblica un paio di settimane fa e denotano una città invece sicura. Altro è appunto l'avvenimento di fatti anche efferati che non devono accadere, sui quali c'è il massimo sforzo delle forze dell'ordine, di tutti noi, a che la città sia sempre più presidiata. E per fare il punto si terrà il 20 ottobre prossimo in prefettura un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Intanto i carabinieri di Treviso hanno già rafforzato i dispositivi nella zona poco distante dalla rissa mortale delle tradizionali fiere di San Luca. La casa della vittima a sua volta è nei pressi in vicolo Veronese, dove si trova parcheggiato il furgoncino della ditta della famiglia Kolgeci. Resta aperta l'ipotesi che oltre alla somma di 500 euro, motivo scatenante dell'aggressione, ci possa essere una tensione di fondo proprio nel settore delle costruzioni tra aziende rivali sempre gestite da kosovari. Nessuno però tra i parenti e i conoscenti si sbilancia. Ma c'eravate anche voi l'altra sera? No, non c'eravamo nessuno di noi.
Ma è possibile una cosa del genere? Che è successo? Ma che idea vi siete fatti? Cioè è uno scontro? Non si sa nessuno, mi dispiace, No, per il non momento non possiamo parlare, forse un altro giorno. Rimane chiuso invece su disposizione del questore il locale antistante al luogo dell'aggressione, mentre la squadra mobile è sulle tracce di eventuali altri partecipanti alla rissa costata la vita col Gheci, sul corpo del quale si attende l'autopsia. La morte non sarebbe avvenuta a causa delle coltellate, ma di un potente colpo in testa con un tubo di metallo, proprio come quelli usati nell'edilizia. E sui gravissimi fatti di cronaca di Treviso interviene anche il vescovo. Sentite cosa ha detto. Da un lato è lo sgomento e il dramma quando succedono cose di questo genere, perché la violenza è sempre qualcosa che ci sconvolge e che non deve fare parte del tessuto della nostra vita civile. Poi le letture aspetterei un attimo di farle un pochino più, non così a caldo. Non penso o sto vivendo in un'altra città davvero, oppure non mi sembra che ci sia un clima di violenza o di contrapposizione. Ci sono tutte le fatiche del post-Covid o della situazione in cui siamo, ci sono alcune fatiche, alcuni nervosismi, ma il tessuto mi sembra il tessuto di una città che è quello di Treviso come la conosciamo. Certo bisogna continuare con l'impegno perché la sicurezza è un fattore importante e credo che in questo le forze dell'ordine siano più che preparate. Noi dobbiamo continuare a mantenere vivo l'aspetto comunitario, questo è l'impegno della Chiesa, fare in modo che le persone non si sentano isolate, non si sentano sole, non si sentano trascurate e creare quel tessuto sano tra cittadini che possa anche, come dire, circoscrivere, se non eliminare del tutto sarebbe il sogno, ma circoscrivere i focolai di violenza. Ora la cronaca ci riporta a luglio del 2019, data della tragica strage di giovani di Jesolo. Sentiamo. Per la seconda volta, ancora peggio questa volta, avete ammazzato, cari magistrati, procuratori, chi siete? I nostri figli. Questa volta li avete ammazzati voi. Spero che se succede a voi, veramente passate le pene che stiamo passando noi. A parlare è Romina, la mamma di uno dei 4 22enni di Musile di Piave morti nell'incidente di Jesolo nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2019. Proprio oggi, 14 ottobre, a 3 anni e 3 mesi di distanza, i genitori si sono recati in procura a Venezia alla luce della sentenza emessa dalla Cassazione nei giorni scorsi, che conferma 8 anni per il 30enne rumeno che provocò l'incidente, ma che potrebbe non finire in carcere, e loro sono increduli. Almeno ci dicessero la verità, il perché, il per come. Capisco la burocrazia, ma dopo 3 anni cioè, che si passino la palla uno all'altro, cioè, mi sembra una cosa proprio impossibile. E ci fa male, ma molto male, perché magari un po' di giustizia, scusate, per questi ragazzi insomma, che sono là, riposano in pace, ma non hanno pace, non avranno mai pace. E come non l'avremo mai noi. Capisco e comprendo quando una persona vuole farsi giustizia da sola. Bene, caro Stato, questa è una dimostrazione di quanto noi adesso non crediamo più a voi. Quindi se veramente volete dimostrare a chi vi viene a votare, a chi crede che si possa cambiare qualcosa, incominciatelo a farlo. La rabbia è tanta per dei genitori che non solo stanno sopravvivendo alla morte dei loro figli, ma si sentono anche beffati da chi invece dovrebbe proteggerli e alleviare il loro dolore dando giustizia. E sin dal primo giorno questa persona è andata bene. La sera stessa, la notte stessa è andata bene, lui non ha mai ammesso le sue colpe nel momento in cui è stato trovato, perché ha continuato a dichiarare che era stato urtato soltanto uno specchietto quando invece li aveva completamente gettati fuori strada e quindi ha continuato a negare l'evidenza anche durante l'interrogatorio. Un'ulteriore coltellata al cuore, questa di oggi, e non abbiamo più speranze. Parole durissime che noi raccogliamo e
vi portiamo la vostra attenzione come facciamo sempre in questi casi. Adesso alleggeriamo decisamente, pur restando nella cronaca, il tema, perché durante la prova vestito la finta sposa scappa con l'abito. Vediamo cosa è successo. Come nei film hollywoodiani, il laureato o se scappi ti sposo, questa volta la sposa però non scappa per amore, ma per rubare il vestito. Un abito bianco su misura, scelto in tutti i suoi dettagli. Prezzo finale 1.500 euro. La futura sposina, durante l'ultima prova abito però, ha pensato bene di scappare senza saldare il conto, lasciando basita la sarta. La vittima del furto è una professionista titolare di un negozio di Milano. La sposa in fuga, invece, è una 21enne di Limena che, con la scusa di non avere la patente e nessuno disponibile ad accompagnarla, aveva chiesto di farsi consegnare l'abito presso il bar di un fantomatico fratello a Limena. Durante la prova, il finto parente, risultato poi essere un 38enne padovano con precedenti, ha distratto la commerciante mentre la ragazza è scappata. I carabinieri di Limena, dopo la denuncia, sono risaliti ai 2 truffatori e nelle loro abitazioni hanno recuperato l'abito da sposa rubato. Restiamo in centro a Padova, perché anche nella nostra edizione del Focus TG di ieri avevamo raccolto le accuse di una parte della politica contro il degrado in piazzetta Gasparotto, e vediamo il servizio. Un fuoco acceso per scaldarsi, qualcuno che invece prepara una coperta per la notte. Piazza Gasparotto a Padova qualche sera fa. Il video girato da chi lavora in zona e spesso si trova ad essere testimone di scene come queste. In questi giorni si sono riaccese le polemiche sulla situazione della piazzetta padovana, pochi passi dalla stazione, spesso teatro di bivacchi e spaccio, dopo le foto scattate a metà settembre che ritraevano persone intente a stendere i panni negli attrezzi collocati per praticare il parkour. Negli anni alcune associazioni hanno iniziato delle attività in piazza Gasparotto per riqualificare l'area, ma questo non basta, attacca l'opposizione in consiglio comunale. Sì, la situazione è totalmente fuori controllo, sono stati erogati decine di migliaia di contributi a queste associazioni che di buono forse hanno solo la vicinanza politica da alcuni esponenti della maggioranza, perché per il resto hanno dimostrato invece il fallimento dei loro interventi, e lo dimostra la realtà che abbiamo qui dietro, tendaggi, spaccio costante, addirittura qualche sera fa c'è stato anche un piccolo falò che ha ovviamente impaurito anche tutti i residenti, i lavoratori della zona. Davanti alla sede dei servizi sociali del comune di Padova c'è la situazione sociale peggiore di Padova. La consigliera leghista Eleonora Mosco attacca la giunta Giordani, sostenendo che non basta intervenire da un punto di vista sociale, ma serve una risposta più concreta. La Lega quindi ritiene assolutamente necessario un intervento volto anche ad una misura repressiva che deve essere congiunta a quella di prevenzione sociale, che da sola non è assolutamente sufficiente ma inefficace, come dimostra oggi la situazione qui in piazza Gasparotto. Questo è uno dei problemi di Padova, invece Mestre è alle prese con lo spopolamento. Il problema dello spopolamento, che ormai affligge Venezia da anni, sta iniziando a coinvolgere anche la terraferma, Mestre in particolare, con una perdita del 38%. Lo afferma, numeri alla mano, il consigliere PD Rosteghin. Per la prima volta la cosa non riguarda soltanto la Venezia insulare, riguarda anche Mestre. Nei primi 8 mesi del 2022 l'intero comune di Venezia perde oltre 1.000 abitanti, quindi 4-5 abitanti al giorno di media. Ma di questi il 38% sono relativi alla terraferma veneziana, quindi alle municipalità di Chirignago, di Favaro, Marghera e Mestre Centro. Di queste 4 municipalità nessuna di queste è esente da questo calo demografico. È un elemento preoccupante. La preoccupazione maggiore riguarda le fasce d'età. La fascia tra i 0 e i 9 anni e tra i 30 e i 50 anni, cioè per intenderci le famiglie con nuclei abitativi, con figli, che decidono o di non venire a vivere a Mestre, oppure decidono magari di andare via da Mestre. E questo apre un tema secondo noi importante, cioè la qualità della vita in terraferma. Se dunque prima si lasciava Venezia per vivere meglio in terraferma, ora non sembra più essere così, e secondo Rosteghin serve una politica che punti sulla qualità della vita.
La strategia è complessa, nessuno ha la bacchetta magica per fermare questa emorragia di popolazione. Certo è che bisogna rendersi conto che c'è un problema, che probabilmente a Mestre si comincia a non vivere così bene. Con questa considerazione facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e a questo punto anche fuori dal Veneto, perché notizia di ieri, il veronese Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera dei Deputati, vediamo se ci sono novità. La diversità non è rottura. La diversità non è indice di superiorità di alcune realtà su altre viste erroneamente come inferiori, ma è espressione di democrazia e rispetto della storia. È la ricchezza dell'Italia e la ricchezza dell'Europa. Sta proprio nella diversità. Parla delle diversità il nuovo presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, 42 anni, eletto come terza carica dello Stato con 222 voti. Diversità che per Fontana, che cita e ringrazia Sergio Mattarella e Papa Francesco, significa anche autonomia. E il compito delle istituzioni italiane è proprio quello di sublimare tali diversità, di valorizzarle anche attraverso le autonomie nelle modalità previste e auspicate dalla Costituzione. Parole che vengono subito accolte positivamente in Veneto dal presidente della regione Luca Zaia. È partito con il piede giusto, dice il governatore. Soddisfazione anche da parte della sua vice, pure lei veronese, Elisa De Berti. È stata una sorpresa perché nessuno di noi ce lo aspettava e la notizia è uscita ieri. Io la accolgo con favore, insomma conosco Lorenzo e sono sicura che svolgerà al meglio questo importante compito. Insomma sarà la terza carica dello Stato, non capita tutti i giorni. Vice segretario della Lega e già ministro della Famiglia, l'elezione di Fontana è stata preceduta da una contestazione in buona parte veneta con i deputati Dem, il padovano Alessandro Zanna e la trevigiana Rachele Scarpa, che hanno esposto uno striscione dove il neopresidente viene definito omofobo e pro-Putin. Scarpa nel pomeriggio ha ricevuto insulti pesantissimi via social. Non mi farò intimidire, scrive, dichiarandosi pronta a denunciare i leoni da tastiera. Parliamo ora di economia e di area vasta nel Veneto. Un'area vasta industriale più grande di quella che già vede unite Padova e Treviso e che si allargherà a Venezia e Rovigo. Un'area vasta che produce PIL per 86 miliardi, ne esporta 32 e che nei primi 6 mesi di quest'anno ha registrato aumenti nella produzione del 12,5% a Venezia, più 8% a Padova, 6 a Rovigo, 4,7 a Treviso rispetto al 2011. Questo nonostante gli shock energetico dell'inflazione e della guerra. Qual è stata la ricetta? Lavorare, lavorare e lavorare. Questo è il nostro segreto, è quello che sappiamo fare. Teniamo troppo alle nostre aziende, teniamo troppo ai nostri collaboratori e perciò anche adesso dobbiamo andare avanti. Un'area vasta a nord-est che renderà più forti aziende e famiglie per il presidente degli industriali padovani e trevigiani, che aggiunge quella del gas per le imprese è una vera emergenza e lancia una proposta. Lo scenario è uno scenario complicato, il tema energia e gas su tutti sarà la prima assoluta richiesta che viene dal nostro mondo in maniera forte, cioè di mettere mano al tema dell'energia e del gas. Se non viene dall'Europa dobbiamo farlo noi. L'autorisoluzione del gas è un tema, io penso che anche qui noi imprenditori insieme alle amministrazioni vorremmo fare la nostra parte, penso ad esempio alle comunità energetiche che già sono partite come proceduralità bene sia a Treviso che a Padova, stanno partendo anche a Venezia e Rovigo, quindi io penso che ognuno deve fare la sua parte. Una unione di associazioni confindustriali locali che è ben vista anche da Roma. Io credo che quando c'è diversità, se si riesce a metterla a sistema, sia una grande ricchezza, come succede nelle imprese. Quindi credo che darà a questo territorio maggior consapevolezza della ricchezza, del potenziale che ha e probabilmente permetterà di inserire anche una marcia ulteriore per fare quello che facciamo meglio. Cambiamo completamente argomento, entriamo in classe e vediamo in una scuola di Treviso la scelta di vietare il telefonino tanto agli studenti quanto ai docenti.
L'esempio è la prima forma di apprendimento, questa lo sappiamo, e è quella che rimane più impressa all'alunno, perché non possiamo dire non urlare quando noi docenti urliamo, non usare il telefono quando noi docenti lo utilizziamo. E in base a questo principio, l'Istituto Comprensivo Serena di Treviso, la dirigente Alessia Quadrini ha emanato una circolare in base alla quale è vietato l'uso del telefonino a scuola non solo a bambini e ragazzi, e fin qui nessuna sorpresa, ma anche a insegnanti e collaboratori scolastici. Non ci si deve stupire, dice la preside. I docenti e i collaboratori, quando sono in servizio, la priorità è l'alunno e l'attenzione sull'alunno. Quindi ho semplicemente messo i paletti dicendo: ok, se fino adesso il telefono l'avete utilizzato in modo occasionale, sapete benissimo che non potete utilizzarlo. I sindacati del personale hanno però replicato che se questo è il principio non è corretto che la dirigente e i suoi collaboratori più stretti lo smartphone lo possano usare, ma lei replica prontamente. Parliamo di emergenze, perché parliamo di una dirigente che si trova spesso a girare anche nei plessi, parliamo di una dirigente che è disponibile in istituto e fuori dall'istituto per l'intera giornata, non sto semplicemente per l'orario d'ufficio, quindi è giusto anche per il benessere di tutto l'istituto che ci sia questa disponibilità e questa collaborazione così aperta. Il sindaco Mario Conte sottoscrive l'iniziativa. Parliamo di poche ore di rimanere senza le tecnologie, quindi fa bene ai bambini ma fa bene anche agli adulti. Forse dovrebbe farlo anche il sindaco. E riguarda molto spesso, sempre più spesso, i più piccoli, il problema dell'obesità. L'obesità colpisce di più anche in Europa e non solo negli Stati Uniti. Una persona su 10 è obesa, una su 2 in sovrappeso, un dato che porta gli esperti a definire l'obesità una nuova pandemia. Nel nostro paese stanno aumentando negli ultimi anni anche i casi che riguardano la fascia infantile. La chirurgia bariatrica dell'azienda ospedaliera di Padova è uno dei centri di riferimento accreditato a livello nazionale. Bisogna intervenire in equip e bisogna intervenire anche con la prevenzione. La prevenzione, si sono fatti tanti tentativi, però per il momento non sono stati purtroppo messi in atto dei provvedimenti tuttora efficaci. Intercettare il paziente obeso non è sempre facile, si arriva dopo lunghi percorsi e tentativi di dimagrimento. Durante il Covid poi questa patologia è stata considerata come un fattore di alto rischio complicanze. Non dimenticatevi che l'obesità nel mondo occidentale è una delle cause di stigmatizzazione più importanti, che in qualche maniera fanno perdere chance all'individuo. Correlata all'obesità c'è la chirurgia. Ogni anno a Padova vengono operate circa 500 persone obese con bendaggio o bypass gastrico, i due interventi più utilizzati. Il Covid però ha allungato le liste d'attesa, ma ora sono in ripresa. Oggi attraverso l'altro strumento della Regione Veneto, che sono i cosiddetti percorsi chirurgici aggiuntivi, cioè queste sale operatorie straordinarie che riusciamo a fare grazie a dei finanziamenti decisi dalla Regione Veneto, stiamo cercando di tornare velocemente a delle liste d'attesa che saranno sempre intorno all'anno, ma che siano accettabili. Andiamo ora a Zellarino. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che oggi inaugurano questa casa sacerdotale. È con questa benedizione che il Patriarca di Venezia inaugura la nuova casa sacerdotale del Centro Pastorale Diocesano Cardinale Urbani, un momento toccante e di preghiera. È un momento di gioia perché si raccoglie il frutto di tanto lavoro, di tanta condivisione e si dà un'opportunità ai nostri sacerdoti di vivere assieme anche nel tempo dell'anzianità o della sofferenza. La casa può ospitare fino a 15 sacerdoti che possono essere accolti anche quando magari la salute viene meno, l'anzianità rende difficile la vita. Attualmente i primi saranno una decina che vengono a risiedere dalle prossime settimane. Ed è tutto pronto per i presbiteri che già dalla settimana prossima entreranno in questa nuova e grande casa, costruita con tanta fatica ma con l'obiettivo di essere l'ultima dimora di un lungo viaggio sacerdotale. I nostri sacerdoti, quando poi sono ammalati o anziani, dovevano o emigrare in diocesi fuori Venezia per essere accolti in case di assistenza, oppure erano costretti a stare in casa da soli anche quando la vita diventa un po' faticosa. Qui invece possono essere accolti con dignità e semplicità e soprattutto condividere anche la fede. Ora ci spostiamo a Belluno per parlare di montagna e teatro. Vale, dobbiamo farlo.
Valentino e Massimo, interpretati da Luigi Budel e Marco De Martin Modolado, sono due amici e colleghi di fabbrica che progettano, attraverso un furto con destrezza, di realizzare il sogno della loro vita, abbandonare il logorio del loro lavoro per rilevare un agriturismo nella foresta del Cansiglio. È la trama del libro Come si fanno le cose di Antonio Bortoluzzi, da cui è stato tratto lo spettacolo teatrale che debutterà sabato sera al Comunale di Belluno. Abbiamo pensato di dare molta importanza all'amicizia dei due personaggi, Massimo e Valentino, senza dimenticarci però dell'importanza anche del valore dei nostri posti. Tra i temi trattati nella PS anche quello dello spopolamento. Un problema che effettivamente si verifica già da tantissimi anni, con la fatica di riuscire a trovare un lavoro oppure per altre motivazioni. Debutto a Belluno e replica domenica la Loggia dei Cavalieri di Treviso per rientrare a dicembre nel Feltrino. 75 minuti per uno spettacolo che si annuncia godibile e brillante. Prosa, musica, canto, improvvisazione e clownerie ruotano attorno a temi che invitano a riflettere. Non è solo una commedia e non c'è solo dell'ironia, ma ci sono anche delle tematiche come appunto l'amicizia, l'importanza di una relazione, l'amore, la difficoltà di vivere in questa montagna, in questi posti, magari di avere un lavoro anche faticoso, il desiderio di avere qualche cosa di migliore. Torniamo in pianura, una notizia di servizio, è un padovano e il nuovo amministratore di Bus Italia Veneto. Sarà Gino Colella, padovano di 57 anni, il nuovo amministratore delegato di Bus Italia Veneto. Colella, già manager del gruppo Ferrovie dello Stato, si troverà ad affrontare una situazione che, come vi abbiamo descritto nelle scorse settimane, racconta ricorse saltate e disagi per gli utenti. Nella sola giornata di giovedì sono 11 quelle mancate sulle linee extraurbane di Padova. Un problema che ad inizio settimana aveva fatto incontrare i sindacati del trasporto pubblico locale con i vertici della provincia. In quell'occasione il sindaco di Padova e presidente della provincia, Sergio Giordani, aveva dichiarato di voler andare a Roma a parlare con i vertici delle Ferrovie dello Stato per trovare una soluzione a quello che è un problema per gli utenti e per i lavoratori. I sindacati, tramite un comunicato stampa del segretario della FIT CGIL di Padova, Massimo Cognolato, sottolineano come bisogna smettere di rimpallarsi il problema tra i vari attori coinvolti in questa crisi, serrare le fila, smettere di litigare e lavorare tutti insieme per cercare di rendere nuovamente appetibile il lavoro di autista per il servizio pubblico. Tornerà a casa il corpo di San Pio X l'anno prossimo probabilmente. O vivo o morto tornerò, così disse l'allora patriarca di Venezia Giuseppe Sarto nel luglio 1903 alla partenza per il conclave che lo elesse Papa. Nel 2023, a 120 anni dalla sua salita al soglio pontificio, San Pio X ritornerà a casa. Papa Francesco, a cui il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, ha scritto di proprio pugno una lettera, ha consentito a una peregrinazio del corpo del pontefice a Riese nell'ottobre dell'anno prossimo, presumibilmente da sabato 7 a domenica 15. Si attende solo il definitivo via libera dall'arciprete della Basilica di San Pietro. È una bella occasione, aspettiamo ancora le risposte definitive perché vogliamo essere sicuri con l'arciprete della Basilica di San Pietro, il cardinale Gambetti, che il trasporto, il movimento possa essere davvero sicuro, ma c'è la possibilità di questa peregrinazio in un momento bello, importante, dove riprendiamo ancora una volta stimolo, suggerimento, impegno dalla figura di San Pio X, che ci costringe col tempo a capire quanto fosse riformatore, quanto fosse importante, quanto fosse veramente pastore. L'aspetto organizzativo delle celebrazioni sarà seguito da Fondazione Sarto e Comune di Riese. L'occasione di mettere in campo delle iniziative, tra cui il restauro completo della casa natale, il riallestimento museale, un nuovo percorso di visita, azioni comunicative, eccetera. Dall'altra parte di poter veramente essere attrattivi per tutto il mondo di pellegrini che vengono già comunque a Riese, ma che potrebbe avere in questa occasione un momento fondante, insomma, nella storia quantomeno del nostro paese. Ci spostiamo nuovamente a Vicenza per vedere quali saranno le opere più importanti dei prossimi 3 anni. La Vicenza che verrà. Oggi viene pensata, ideata, progettata la città del prossimo secolo. Il sindaco Francesco Rucco
ha convocato una giunta straordinaria tutta concentrata sul piano triennale dei lavori pubblici. Una pianificazione record con investimenti solo nel 2023 per 44 milioni e mezzo di euro, di cui più di 37 milioni di fondi PNRR. E poi ci sarà la rivoluzione dell'alta velocità, una pioggia di investimenti senza precedenti che continueranno nel 2024 e nel 2025. Si tratta di opere importanti che intervengono su infrastrutture cittadine, quindi cambieranno le piste ciclabili, ce ne saranno di nuove, ci saranno nuovi ponti, nuove viabilità, sottopassi e sopraelevate. Questo per quanto riguarda l'alta velocità e alta capacità, e poi strutture ricettive per studenti e per cittadini che vogliono occuparsi di cultura, di sociale e di socializzazione. L'opera più importante è la nuova biblioteca bertoliana, che con un investimento nei prossimi 3 anni di 10 milioni di euro diventerà realtà. Sarà composta da una nuova sede nell'ex Tribunale di Vicenza, ristrutturata e ampliata con funzioni sociali e culturali, e sarà collegata con il Parc Canove che verrà riprogettato. Insomma, quella che nasce è la città del futuro. Una città che cambierà notevolmente e che segnerà i prossimi 100 anni di questa città. Chiudiamo con le buone pratiche di protezione civile. Lo scopo è quello di sensibilizzare la popolazione dando loro delle informazioni basiche su cosa si può fare prima, durante e dopo un'alluvione per cercare di contenere le conseguenze su persone e cose di eventi naturali che purtroppo accadono normalmente. Per Padova affronteremo il problema del rischio alluvione. Una cosa che ci preme molto è che leggendo questo materiale speriamo che la gente interiorizzi delle pratiche molto molto semplici da mettere in atto proprio per cercare di salvare la propria vita il più possibile. Mi raccomando, una cosa che la popolazione deve riuscire a percepire, che l'allerta meteo gialla è comunque un'allerta pericolosa, non è da sottovalutare. 120 volontari, i volontari di protezione civile non sono dei volontari qualsiasi, sono molto preparati, c'è bisogno ancora di uomini e donne del Padovano per entrare nel gruppo e sottoporsi quindi a un corso, immagino, di preparazione importante, perché insomma c'è sempre bisogno, anche perché come tutte le organizzazioni, soprattutto di volontariato, endemicamente c'è un passaggio, no? Perdiamo le forze, c'è sempre bisogno di questo ricambio, di questa continuazione. Chiudiamo con una notizia, un aggiornamento della notizia di cronaca che abbiamo dato nel corso del nostro Focus TG, perché contrariamente a quanto era emerso nei primi minuti, pare che siano di un uomo i resti scheletrici trovati a Marocco di Mogliano qualche giorno fa da un anziano fungaiolo. Pare che ci siano degli oggetti rinvenuti vicino al corpo che possano far pensare a questo. Ovviamente le indagini sono in corso, poi se ci saranno novità ve le daremo nei nostri telegiornali. Prima di salutarvi vi vogliamo dire che ci sono 5.104 casi di Covid riscontrati con i tamponi nella giornata di ieri, che portano a 66.832 il numero delle persone attualmente positive in Veneto. Non ci sono variazioni sostanziali negli ingressi in area non critica in terapia intensiva degli ospedali del Veneto. A questo punto ringraziamo Renzo Rigone e Alessandro Costocurta per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie del Veneto, ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento al TG Bassano e al TG Vicenza di questa sera e vi auguriamo un buon pomeriggio.